Buongiorno a tutti, sono Marco Cavallini. Il mio progetto è svolto presso l'Università di Verona nel laboratorio del professor Romeo e coadiuvato dall'azienda Eco Research di Schia. Il mio progetto si basa fondamentalmente sul riuscire a saldare insieme metallo e ceramica. Per fare questo, per prima cosa si è dovuto metallizzare la ceramica. Per fare questo ho utilizzato diverse tecniche di deposizione, sia sputtering che sia deposizione con bombardamento di elettroni. Per fare questo ho utilizzato diversi tipi di strati metallici, in parte depositati presso l'Università di Verona, sia in parte presso Rovereto, in una seconda azienda nostra partner. Dopo aver fatto questo e quindi essere riusciti ad ottimizzare questa deposizione con gli spessori richiesti, ci siamo spostati presso l'azienda Ecor a Schia, dove abbiamo fatto la brasatura. La brasatura consiste nel fondere due metalli che non si potrebbero normalmente saldare insieme. Questo avviene mediante un terzo elemento chiamato filler, che ad alte temperature inferiori a quella di scioglimento riesce a diffondere nei due mezzi e fare in modo che questi due mezzi rimangano uniti. Fatto questo, abbiamo riscontrato che la tecnica da noi utilizzata di deposizione è quella corretta, perché i pezzi brasati assieme riescono effettivamente a stare uniti.